Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora speriamo davvero che sia solo il primo. Di chi stiamo parlando? Del signor Zulfikar Khan, imam di una moschea di Bologna, che poche ore fa è stato portato in questura perché gli verrà notificato il decreto di espulsione dal territorio italiano. Il signor Khan, di origini pakistane, dovrà sostanzialmente tornare a casa sua. Perché questo provvedimento? Perché, come è scritto nei documenti che sono stati notificati, il signor Khan inneggiava alla jihad, inneggiava nei suoi sermoni alla guerra santa contro gli infedeli, ebrei e cristiani in primis, chiaramente. Ha più volte lodato l'azione del 7 ottobre, quindi ha chiaramente espresso entusiasmo per il pogrom mandato in scena in Israele, per l'uccisione, lo sterminio, la caccia agli ebrei in quanto ebrei. Faceva reiterate prediche anti-israeliane, anti-americane, anti-occidentali, insomma allevava, nutriva quotidianamente la bestia del fondamentalismo, la bestia del terrorismo, già solo del collateralismo ai tagliagole di Hamas, che è già inaccettabile. Non è accettabile in uno Stato di diritto occidentale che un imam possa fare propaganda jihadista, propaganda filo Hamas. E quindi da questo punto di vista bisogna fare le congratulazioni al ministro dell'Interno Piantedosi, rallegrarsi del fatto che i partiti di maggioranza, Lega e Fratelli d'Italia in testa, hanno incalzato il governo su questo, hanno preteso tempi veloci che ci sono stati, e quindi un'azione che in punta di logica è normale, in realtà è rivoluzionaria, perché noi veniamo da anni, se non lustri, di buonismo pseudo-progressista, che in realtà è da tempo il miglior alleato del peggior oscurantismo incarnato dai signori come il signor Khan. Perché diciamo speriamo sia solo il primo? Perché, come sa chiunque frequenti le città italiane, come è stato documentato da servizi anche televisivi, penso alle trasmissioni di Nicola Porro, di Mario Giordano, di Paolo Del Debbio, ma come è noto a chiunque non viva nella bolla della ZTL, come il signor Khan ce ne sono tanti in Italia. In Italia c'è un problema anzitutto di controllo di cosa viene detto nelle moschee, negli pseudocentri pseudoculturali islamici, per un problema di lingua, e va risolto alla radice. Lo ricordava anche la Fallaci, che l'innesco della predicazione dell'odio antioccidentale sta già lì. E poi sicuramente il signor Khan non è l'unico imam che inneggia alla jihad, che parla bene dei galantuomini di Hamas. Quindi ci rallegriamo domani, dopodomani, di vedere altri provvedimenti del genere. Guardate che non parliamo di azioni estremiste, fasciste, a parte che i fascisti oggi sono loro, cioè i nemici della libertà sono loro, come diceva sempre la Fallaci, ma al di là di questo non stiamo parlando di particolari cose estremiste di una destra strong, l'ultradestra di Pontida che va tanto di moda in questi giorni. Basta fermarsi a Karl Popper, basta fermarsi a Sir Karl Popper, padre del liberalismo anglosassone. Se estendiamo la tolleranza illimitata anche agli intolleranti, allora la tolleranza e coloro che la coltivano periranno. È il famoso paradosso della tolleranza di Popper. Basta stare su questo per sapere che persone come il signor Khan vanno espulse, per rallegrarsi quando questo viene fatto, per sperare che venga fatto anche domani e dopodomani. Speriamo sia solo il primo. Grazie a tutti, a domattina.